Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG, la ripresa in atto, ce lo dicono vari indicatori, sicuramente l'export, la produzione ma anche l'occupazione, eppure c'è un freno a mano che blocca tutto questo. Parliamo delle materie prime che in alcuni casi sono introvabili, in altre presentano prezzi veramente schizzati alle stelle negli ultimi mesi e con i quali le aziende devono fare i conti, ed è un peccato perché in un momento nel quale appunto la produzione è ripartita, questo freno a mano, come dicevo prima, sta bloccando sicuramente buona parte della nostra economia. Di questo parleremo con alcuni ospiti che vi presento subito, a partire da Giampaolo Martin, consigliere del gruppo Materiali da Costruzione di Confindustria Udine. Buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Marco Battistuta, che è consigliere del gruppo alimentari di Confartigianato Udine. Buonasera. A ragguagliarci invece su quelli che sono i dati positivi, per fortuna, dell'occupazione, Alessandro Russo, ricercatore IRES FVG. Buonasera, grazie per l'invito. E siccome tutti questi costi poi andranno a ricadere anche sui consumatori, diamo il benvenuto all'avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Grazie. Buonasera. E allora, prima di entrare in questo mondo delle rincari delle materie prime, facciamo un pochino il punto in questo servizio. Materie prime a prezzi stellari, i costi dell'energia elettrica e del gas con aumenti da urlo, carburanti alle stelle. L'economia che si rimette in moto in uscita dal Covid deve fare i conti con tutto questo. Conti salati, perché questi aumenti vertiginosi, qualora le materie prime non siano addirittura introvabili, producono un effetto a cascata su tutte le filiere, dalla grande industria ai prodotti alimentari. Il primo nodo è quello dell'aumento di energia elettrica e del gas, con balzi del 30%, che impatta su qualunque realtà economica, proprio in un momento in cui il mercato chiede più produzione e quindi più consumi. A questo si aggiunge il caro carburanti, benzina, diesel e metano sono in costante rialzo e anche in questo caso i costi di trasporto si riflettono su tutti i settori. Come se non bastasse, ci si mette la difficoltà a reperire le materie prime. Il mercato edile sta affrontando un innalzamento dei prezzi dell'acciaio, aumentato del 150% tra novembre 2020 e maggio 2021, ma anche di altri materiali fondamentali per l'edilizia, come i polietileni, più 110%, il rame, più 29,8%, il calcestruzzo e il petrolio, più 45%, senza dimenticare le impennate di plastica e legno che vanno avanti da mesi. Ma se l'industria soffre, artigianato e commercio non stanno meglio. A preoccupare sono innanzitutto i prezzi all'ingrosso dell'agroalimentare. L'esplosione del prezzo del grano duro nazionale, più 96%, si è riversata sui prezzi all'ingrosso della semola, cresciuti del 90% rispetto a 2 anni fa, ma anche le quotazioni del grano tenero sono in crescita, tanto che il prezzo all'ingrosso della farina è in aumento del 19% da prima della pandemia. Le impennate degli oli vegetali stanno mantenendo elevati anche in Italia i prezzi all'ingrosso degli oli di semi, più 69% rispetto a 2 anni fa, e i maggiori costi iniziano a ricadere sull'alimentazione zootecnica e di conseguenza sul prezzo di carni, latte e formaggi. A pesare sono gli aumenti di mais, circa 50% in più, e soia, più 60% rispetto al 2019, tanto che la Confartigianato ha lanciato un vero e proprio allarme sul fatto che il picco di inflazione possa mettere a repentaglio la ripresa economica, in particolare dopo la rilevazione Eurostat di prezzi in crescita del 3,4% a settembre, ai massimi dal 2008. Il tutto influisce inevitabilmente sul portafoglio dei consumatori, che non solo dovranno sborsare diverse centinaia di euro in più a famiglia per luce e gas, ma che dovranno fare i conti con prezzi maggiorati fino al 30% in più quando vanno a fare la spesa. Insomma, la ripresa c'è, ma prima di tagliare il traguardo sono tanti gli ostacoli da superare ancora. Eccoci, quindi insomma questa è la situazione, Martin. Insomma, iniziamo innanzitutto dal costo dell'energia elettrica, che sicuramente è quello più impattante per tutte le aziende, per tutte le attività, e con i quali bisogna fare i conti. Sì, sicuramente. Prima di tutto voglio complimentarmi con Telefriuli perché dà spazio e attenzione ai problemi reali del nostro territorio. Grazie. Ecco, per quanto riguarda l'energia elettrica è una delle componenti, perché io rappresento oggi il settore dei materiali da costruzione e il gruppo materiali da costruzione che fa capo a Confindustria Udine. Nella nostra, diciamo,
variegata composizione di associati e delle loro produzioni. In certi casi l'energia elettrica ha una componente nelle voci di costo abbastanza elevata, in altre un po' meno. Certamente si somma poi a delle altre componenti che magari parleremo in un secondo momento. Sarà comunque un rincaro che sarà, secondo me, strutturale e duraturo, con cui dovremo fare i conti, e quindi dovremo pensare di consumarne il meno possibile attraverso degli investimenti obbligati. Ecco, anche in un momento, insomma, in cui le aziende hanno ricominciato a produrre, quindi a consumare anche tanta più energia elettrica, un rincaro anche, insomma, inaspettato, soprattutto in questi termini, anche se poi lo Stato in qualche modo sta cercando di correre ai ripari. Sì, sicuramente inaspettato, come inaspettati sono, diciamo, delle altre voci di costo che sono arrivate così frutto da una grande domanda arrivata tutto ad un colpo. Mi riferisco agli effetti dei vari bonus, a fronte di un'offerta che nel 2020 si era ridimensionata per scelta delle aziende, e questo contraccolpo sicuramente in questo momento ha un peso, direi, superiore a quello dell'energia, però poi nel medio-lungo termine penso che la voce energia rimarrà e forse sarà ancora più pesante, mentre diciamo, questi aspetti di speculazione pesantissimi per le aziende, perché anche lì bisognerà capire, poi magari ne parliamo dopo, insomma, se quanto è in atto questo aumento anche per scelte magari speculative, come stava accennando lei. Anche il mondo artigiano naturalmente è coinvolto da tutto questo. Allora, rimanendo sempre sul settore energia elettrica, Battistuta, questi rincari quanto pesano poi sull'artigiano che magari, come nel suo caso, insomma, ha la pasticceria, il panificio, eccetera? Ma allora, intanto grazie per l'invito per essere qua. Diciamo che l'energia pesa parecchio, ma non solo fino a se stessa, pesa l'energia come tutti gli aumenti delle materie prime che sono stati in questi ultimi mesi, perché magari dopo vi darò i dati più precisi, però comunque tutti questi aumenti hanno sicuramente messo in difficoltà tutte le imprese artigiane, ma comunque tutte le imprese, perché si ritrovano ad avere dei costi di gestione sempre più alti ed è sempre più difficile anche riuscire a essere competitivi sul mercato, soprattutto anche con l'estero. Ecco, costi che poi vanno a ricadere sul prodotto finale, inevitabilmente anche sul consumatore. Sì, chiaramente dopo tutto questo ricade tutto sul consumatore. Chiaramente aumenti significativi pesano anche parecchio dopo sul prezzo finito del prodotto finale. Sì, restiamo sempre sul tema energia elettrica con l'avvocato Barbara Puschiasi. Sicuramente le famiglie dovranno fare i conti con degli esborsi importanti, ecco, in questo fine d'anno. Assolutamente sì, già nel terzo trimestre il governo era intervenuto per cercare di contenere quello che era l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, con un'immissione di 1.200 milioni di euro proprio destinato a questa voce. Nell'ultimo trimestre, quindi il trimestre che parte dal 1° di ottobre fino al 31/12, è stata approvata quest'ulteriore misura straordinaria, quindi il governo in questo momento sta cercando, ecco, di mettere in atto delle misure temporali che hanno una durata di un trimestre, e quindi con ulteriori 3 miliardi sta cercando di contenere quelli che erano degli aumenti previsti per l'energia elettrica del 40% e del gas del 30%. In questo modo 29 milioni di famiglie ad oggi si vedono delle bollette con un prezzo dell'energia aumentato circa del 29,8% e il prezzo del gas aumentato del 14%. Quindi aumenti comunque tangibili. C'è solo una fascia di persone e di famiglie, sono circa 3 milioni in Italia, che per motivi economici o di salute riescono ad accedere al bonus energia e gas, che viene riconosciuto in automatico alla luce della DSU che viene compilata annualmente in bolletta. Quindi questi
queste famiglie non subiranno nessun aumento sulla bolletta. È vero però che gli aumenti saranno, oltre che sulla bolletta, generalizzati anche nella nostra spesa, perché per produrre la pasta c'è bisogno di energia, per produrre una macchina c'è bisogno di energia, e quindi tutti i prezzi purtroppo sono destinati a salire a cascata. Ecco, insomma, sarà un periodo un po' complicato, insomma, ce lo aspettavamo, ma fino a un certo punto, ecco, perché soprattutto l'energia elettrica ha avuto un'impennata veramente esagerata. Assolutamente sì, molto ricollegato alla ripartenza. Una ripartenza improvvisa dopo i vari lockdown che abbiamo subito e che sono stati subiti a livello globale, quindi una richiesta di materie prime, ma anche un problema proprio nella produzione di energia, il tema dei certificati verdi, il tema delle fonti rinnovabili dell'energia hanno un impatto in tutto questo discorso. Quindi è necessario che attraverso un disegno sia nazionale ma più che altro europeo si cerchi di rivoluzionare anche il mondo della produzione e dell'approvvigionamento delle fonti energetiche. Se non partiamo da lì, purtroppo dovremo richiedere ogni volta al governo di intervenire con nuova liquidità che ovviamente arriverà dalle nostre tasse, e quindi è un po' un circolo vizioso nel quale ci troviamo poi ad entrare. Grazie all'avvocato Puschiasis, ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare dei nostri ospiti ed entriamo anche nel dettaglio dei dati positivi che riguardano l'occupazione. A tra poco. Rieccoci con Economai FVG. Prima della pubblicità abbiamo parlato appunto del rincaro delle materie prime, ma soprattutto abbiamo toccato il tema del grande rincaro per quanto riguarda l'energia elettrica. Cerchiamo anche di dare qualche notizia positiva con Alessandro Russo di IRES per quanto riguarda l'occupazione, perché lì sì i segnali sono positivi. Qual è il quadro attuale che possiamo fare di questa prima buona parte di metà dell'anno e 3/4 oramai? Sì, noi abbiamo a disposizione i dati dell'INPS sulle nuove assunzioni in Friuli Venezia Giulia, quindi lavoro dipendente, esclusa privato, esclusa l'agricoltura, e abbiamo nei primi 6 mesi di quest'anno una crescita di circa il 30% delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Chiaramente si tratta di un andamento fisiologico, perché il confronto avviene con uno dei il periodo peggiore, insomma, relativo alla pandemia. Però già da maggio, guardiamo i dati di maggio e di giugno, siamo tornati ai livelli sostanzialmente del 2019, quindi questo ci fa ben sperare anche poi per i prossimi mesi quando avremo i dati. E lo vediamo appunto in questo grafico. E quindi insomma, contiamo di recuperare nei prossimi mesi i livelli pre-pandemici. E questa crescita delle assunzioni è stata trainata soprattutto dai rapporti a termine, quindi tempi determinati, lavoro stagionale, lavoro in somministrazione. Pensiamo per esempio al settore del turismo. L'anno scorso, in alcuni mesi, quando c'era una fortissima incertezza anche poi sulla stagione turistica, le assunzioni stagionali sono state azzerate, quindi è chiaro che nel confronto abbiamo una crescita molto, molto rilevante. Proprio in generale, insomma, abbiamo una ripresa dell'economia, perché anche per esempio i contratti a tempo indeterminato mostrano una piccola crescita, ma soprattutto poi sappiamo che con il blocco dei licenziamenti questo segmento dell'occupazione è stato più tutelato, mentre per esempio i rapporti a termine poi sono stati interrotti appunto alla scadenza. Quindi quella parte è la parte più debole, insomma, del mercato del lavoro, e quindi nel terziario soprattutto abbiamo avuto questo tipo di dinamica con un recupero quindi di questo tipo di occupazione. Ecco, qualche settimana fa, qualche mese fa, c'era molta preoccupazione per lo sblocco dei licenziamenti, in questo caso per le grandi aziende. Ecco, si sono visti delle ripercussioni o di fatto... Ma ancora no, anche però bisogna tenere presente appunto che qui abbiamo i dati dei primi 6 mesi, quindi poi sappiamo che da luglio è partita un parziale sblocco dei licenziamenti, quindi ancora nei dati non lo vediamo, ma probabilmente anche rispetto alle preoccupazioni che c'erano
in precedenza, l'impatto sarà meno pesante, anche perché appunto i segnali, anche se guardiamo un po' la ripresa del prodotto interno lordo nazionale ma anche regionale, i dati sull'export, c'è un recupero probabilmente anche insomma, che ha superato le aspettative, quindi è vero, si tratta di un rimbalzo anche fisiologico, ma c'è qualcosa in più e quindi questo ci fa ben sperare insomma, anche per la tenuta dell'occupazione, anche dopo lo sblocco dei licenziamenti. Ecco, nonostante insomma, questi buoni numeri, resta la cronica difficoltà nel reperire alcune figure che credo insomma, questi dati non ci rassicurino da questo punto di vista, ecco, soprattutto figure specializzate, ma anche manodopera ordinaria, possiamo così definirla. Sì, ci sono alcuni segmenti, soprattutto penso all'industria, dove alcune figure sono difficili da reperire, con elevati livelli di specializzazione soprattutto, e questo è un dato ormai strutturale che dipende insomma, da diversi fattori, insomma un po' in questi anni, lo dico anche perché insomma, siamo un ente anche di formazione, l'offerta formativa è andata molto incontro insomma, alle richieste delle imprese e spesso ci sono percorsi anche, penso agli istituti tecnici superiori che sono anche poco conosciuti sia dai ragazzi sia anche poi spesso anche dal mondo produttivo, che però hanno delle ottime prospettive dal punto di vista occupazionale. Poi secondo me, e questo bisognerà tenere in conto più in prospettiva, c'è anche il discorso demografico, abbiamo sempre meno giovani e questo si ripercuote anche nei dati del mercato del lavoro e anche poi nel fare impresa, nella propensione all'imprenditorialità che era molto insomma, accentuata nella nostra regione, nel nord Italia in passato, adesso anche proprio per questo motivo si sta un po' perdendo insomma, in alcuni ambiti soprattutto. Ecco Martin, intanto una riflessione su questo dato insomma, della cronica mancanza di alcune figure e poi cominciamo a dire anche nel vostro settore, nel settore dell'industria, insomma, quali sono le materie prime che cominciano a scarseggiare fortemente e quali insomma, che costano veramente molto. Sull'occupazione l'intervento di prima conferma quello che sta avvenendo anche nel settore delle costruzioni. Aggiungo che il settore delle costruzioni è quello che è stato più ha pagato dazio dopo la crisi del 2008 e tutte le aziende di questo comparto hanno cercato di far cassa attraverso razionalizzazione, ristrutturazione e certamente non hanno investito in nuove figure da una parte. Un altro aspetto che negativo che influisce molto sulla mancanza di nuovi addetti, in particolare specializzazioni come accenno operatori di macchine di movimento terra, quindi macchine operatrici, autisti, carpentieri, ne dimentico altri. Ecco, questa mancanza è dovuta anche al fatto che l'edilizia è sempre stata vista purtroppo come un settore poco attraente, no? Per un discorso probabilmente culturale che parte dalla famiglia che poi influisce sui ragazzi. Eppure le opportunità non mancano. No, non mancano le opportunità, ma in più possiamo dire che già adesso, ma poi arriveranno gli effetti del PNRR, è un settore che ha bisogno di un ricambio. Ci saranno dei nuovi investimenti pubblici e privati, per cui ritengo che un lavoro per un ragazzo è un lavoro certamente sicuro, duraturo, e che direi rispetto a grandi aziende, grandi fabbriche o quant'altro può garantire secondo me delle opportunità di crescita professionale. Saltando sulle materie prime, le materie prime nel nostro settore sono quelle che diciamo, hanno messo più in difficoltà le imprese, sono quelle legate ai lavori e alle opere derivanti da tutti i bonus statali, quindi dall'ecobonus, sisma bonus, eccetera. Questo ha creato Parliamo di legno, parliamo di... Sì, di legno, di materiali per l'efficientamento energetico, gran parte dell'impiantistica in particolare, quindi parliamo da isolanti, non so, i cappotti che conosciamo con questo nome. Sì. Questi materiali qua che venivano prodotti in una certa quantità da queste industrie produttrici, lo scorso anno
hanno avuto anche loro l'effetto Covid, quindi le imprese hanno preferito forse mandare in cassa integrazione le persone, i propri dipendenti, i collaboratori, piuttosto che fare magazzino, in maniera da sbarcare, diciamo, il lunario e arrivare a fine anno con bilancio accettabile. Però quando c'è arrivata la ripresa non sono state pronte. Esattamente, con la ripresa, ma anche prima, no? Non c'era mai stata questa richiesta, perché ripeto, l'industria delle costruzioni dopo il 2008 non si è più ripresa a quei numeri, quindi tutto è stato ridimensionato e sono stati fatti anche pochi investimenti per produrre di più, così in generale. Mentre i materiali base come aggregati, cioè inerti, sì, cemento, calcestruzzo, non hanno subito, diciamo, questa impennata e sono per il momento su incrementi o prezzi simili a quelli degli anni scorsi. Ho sentito che in edilizia mancano i ponteggi, insomma questo è un periodo di grandi ristrutturazioni e quindi i ponteggi, insomma, vanno per la maggiore, si fa fatica a trovarli? Beh, certamente, basta anche, diciamo, chi non è esperto, se comincia così a guardare dove ci sono le gru di cantiere, non vedono, come posso dire, vedono sempre una costruzione con i ponteggi, cioè, quindi il bonus facciate in particolare e quelli dell'efficientamento hanno creato una domanda esponenziale che ha messo in grossa difficoltà, direi, produttori, ma in particolare noleggiatori, perché le imprese, secondo me, hanno capito che questo bonus ha una durata limitata, per cui hanno cercato l'affitto di questi piuttosto che l'acquisto. Sì, sì, sì. Crede che sarà un problema che si risolverà nel medio termine oppure che alla fine bisognerà... Sì, purtroppo aspettare magari la fine del bonus con le conseguenze che ci saranno, cioè con un picco del lavoro a quel punto? Sicuramente come il problema è iniziato terminerà, perché con la fine dei bonus, tutti speriamo che chi li ha creati capisca che bisognerà rivederli, rivedere la tempistica, magari rivedendo le aliquote e dare un pochettino più di durata a queste opere, in maniera che siano anche oltretutto fatte con qualità, perché la velocità non è certamente, l'emergenza non è certo un bel ingrediente per creare poi opere di qualità. Sì, lei dice magari meno del 110%, ma per più anni, in modo di garantire anche per spalmare, perché altrimenti finito il bonus si rischia di depotenziare. Questa secondo me sarebbe un'azione di buon senso. Bene, grazie, allora ci fermiamo per questa pubblicità, poi parliamo anche fronte artigiani, fronte alimentari, perché poi le ricadute sono anche sul piatto, per vedere lì quali sono le materie prime che sono schizzate alle stelle. Tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG abbiamo parlato prima della pubblicità, della ricaduta sul fronte dell'industria per quanto riguarda le materie prime, ma questo è un problema che sta toccando anche gli artigiani e soprattutto per quello che riguarda i prodotti alimentari, insomma i pasticceri, i panificatori, i mugnai stanno facendo i conti con materie prime base che o sono introvabili addirittura oppure costano veramente molto. Lo chiediamo a Marco Battistuta, proprio del gruppo alimentare di Confartigianato Udine. Insomma, quali sono le materie che vi stanno mettendo più in crisi? Allora, nel comparto alimentare noi ci siamo trovati che in questi ultimi 2, 3, 4 mesi c'è stata un'impennata di prezzi, soprattutto adesso a settembre. Allora la farina è aumentata dal 20 al 30%, cioè scusate, dal 15 al 20%, lo zucchero più o meno nella stessa percentuale, le uova qualcosina di meno, però quello che ha fatto, diciamo, sta facendo alzare tanto i costi della materia prima sono i grassi, in cui abbiamo gli oli di girasole che ha toccato il 50% in più e l'olio di cocco che ha un aumento dal 70% e in alcuni casi anche del 110%. Oltre a quello che è la materia prima abbiamo avuto degli aumenti per quello che riguarda tutti gli imballaggi, sia del cartone sia della parte plastica, da un 25% fino a un 35-40%.
E oltre al costo della materia prima che è aumentata, c'è anche difficoltà a reperire certi prodotti, certe materie prime. Tempo fa c'era il problema di reperire lo zucchero. Oppure le lavorazioni, quando si fanno degli ordinativi, il tempo che passa dal momento dell'ordine al momento di ricevere la merce, il tempo è raddoppiato in questo ultimo periodo. Queste sono tutte quelle difficoltà che stanno in qualche modo mettendo in crisi tutto il comparto artigiano, che si trova da una parte coi prezzi, soprattutto chi vende ai supermercati, la grande distribuzione, di avere dei prezzi bloccati con prezzi fatti prima degli aumenti, e dall'altra parte bloccando i prezzi non possono aumentarli fino alla fine dell'anno, e quindi ci si trova ad avere dei costi di gestione più alti. Questa cosa nei supermercati non si nota molto, perché cosa è successo? Avendo i prezzi bloccati, il supermercato non ha ancora aumentato i prezzi come nei piccoli negozi. Uno dei problemi che è nato, che ha aiutato a far rimbalzare i prezzi così tanto in pochissimo tempo, è stato proprio il fatto anche di queste speculazioni sul fatto dei trasporti, della logistica internazionale. Ad esempio la chiusura temporanea del canale di Suez e la chiusura di 2 porti cinesi a giugno e ad agosto per una questione di quarantena legata al Covid, ha fatto rimbalzare e a mettere tutto in difficoltà la questione logistica. Ad esempio mandare via dei container, un'azienda l'altro giorno ha posto il problema che il prezzo che gli hanno chiesto è diventato nel giro di qualche mese 5 volte quello che pagava prima. Quindi questa è una difficoltà sia per chi esporta all'estero, sia anche per chi va a vendere i prodotti nei negozi qua locali. Ecco, con gli aumenti che ci ha appena detto è inevitabile che il prodotto finale costi di più, e lo diceva lei prima, magari al supermercato no, perché ci sono queste convenzioni, nel piccolo negozio però sì, e quindi anche il consumatore quando arriva da voi trova un prezzo maggiore che è motivato da questi aumenti, non perché ci sia la volontà di aumentare il prezzo, però anche voi vi dovete gestire tra l'aumentare il prezzo e scontentare il cliente, oppure tenere lo stesso prezzo però pagarne le conseguenze. Ecco, come vi orientate su questo duplice binario? Chiaramente, dato anche le percentuali dei prezzi che sono degli aumenti di quest'ultimo periodo, è difficile adesso aumentare al cliente finale subito completamente la stessa proporzione. Chiaramente l'aumento sarà in una maniera più ridotta. Questo andrà a gravare poi tutti i bilanci delle aziende artigiane, soprattutto di quelle più piccole. Sì. E poi a cascata andrà a finire al consumatore finale, Puschiasis abbiamo visto, magari non al supermercato subito, ma probabilmente da inizio anno prossimo anche lì si vedranno degli aumenti, oppure dal negoziante di fiducia sotto casa, al quale però magari qualcuno potrebbe dire vabbè, allora mi rivolgo da un'altra parte. Anche questo è un duplice danno per l'artigiano in questo caso. Purtroppo l'aumento dei prezzi legato ai prezzi dell'energia, ma anche la scarsità delle materie prime, sta appunto gravando molto sul portafoglio dei consumatori. Abbiamo stimato che se questo dovesse continuare ad essere il trend, nel prossimo anno la spesa per le famiglie, considerando una famiglia media, potrebbe aumentare di circa 1.800 euro, considerato sia l'aumento delle bollette sia l'aumento generalizzato dei beni, beni che possono essere l'autovettura, piuttosto che il pane, piuttosto che appunto interventi dell'idraulico, dell'artigiano. Quindi sicuramente c'è una grande preoccupazione da questo punto di vista, preoccupazione che poi diventa ancora maggiore nel momento in cui ci si trova con, ad esempio, la firma di un contratto per l'esecuzione di interventi nell'ambito del bonus 110% e con i lavori che non partono perché sono stati bloccati alla luce di questa impennata dei prezzi che non permette all'impresa di poter rispettare quelli che erano i vincoli contrattuali che erano stati definiti.
Abbiamo segnalazioni di consumatori che stanno aspettando ormai da mesi e mesi auto nuove ordinate. Abbiamo segnalazioni di consumatori che hanno chiesto di poter cambiare i serramenti e quindi hanno ordinato nuovi serramenti e questi serramenti non stanno arrivando e la giustificazione è che manca proprio la materia prima, quindi manca il legno per produrre i serramenti. Abbiamo appunto i lavori nell'ambito dell'edilizia che hanno visto schizzare i prezzi. Se parliamo appunto del cappotto, rispetto all'anno scorso il prezzo del cappotto è lievitato, quindi è raddoppiato rispetto ai prezzi insomma, comunemente praticati negli anni passati. Addirittura riporto un esempio, che è un esempio di un condominio che si trova qua in provincia di Udine, per il quale è stato fatto un preventivo da parte di un'azienda che si è avvicinata appunto a questi condomini. Per un intervento col 110% il preventivo in un immobile di 101 unità è stato fatto per 18 milioni di euro. Allora qui dobbiamo sottolineare come debba esserci sempre attenzione, nel senso è importante quando si ordina qualcosa o quando si vuole fare qualche intervento, ma anche quando si è nel supermercato o nel negozio vicino a casa e si vuole acquistare un bene, stare attenti a chi ci si rivolge, al prodotto che si acquista e ovviamente al prezzo, cercando di comparare questi prezzi, perché in una situazione come quella attuale purtroppo poi ci sono anche i furbetti e quindi onde evitare brutte sorprese è meglio insomma prevenire controllando. Ecco, che cosa si deve fare in questi casi? Per esempio ho un preventivo alla mano, però poi l'azienda mi dice sì, ma quel preventivo lì andava bene prima, ma adesso non va più bene perché i costi ci sono aumentati, te ne faccio un altro maggiore, oppure insomma i casi che citava lei, ho ordinato dei mobili, del materiale, questo non arriva, fino a quando posso aspettare, quando magari sono già dato un anticipo, posso avere i miei soldi, poi diventa molto difficile, mi rendo conto. No? Allora ovviamente bisogna sempre guardare i contratti che si vanno a sottoscrivere. Nel caso del super bonus, essendoci delle scadenze, il consumatore spesse volte sceglie di risolvere quel contratto e di cercare una nuova impresa piuttosto che un nuovo general contractor per affidare appunto i lavori a qualcun altro. Nel caso di mobili, di macchine che non arrivano, stiamo parlando di attese anche di 6 mesi, bisogna vedere nel contratto se c'è la possibilità di liberarsi da quell'ordine, perché altrimenti bisognerà assegnare un termine al venditore per la consegna e se quel termine poi non viene rispettato ci si può liberare dal contratto, però ci vuole sempre molta attenzione nel fare questo perché altrimenti rischiamo di dover comunque pagare o risarcire il danno al venditore. Senza avere il bene, peraltro. Esattamente. Martin, abbiamo sentito 18 milioni di euro per un preventivo, per un super bonus, 100 unità, insomma sono tante, ma 18 milioni effettivamente sono molti, lei che più o meno è di quel settore lì, insomma bisogna stare attenti anche da questo punto di vista, insomma, su chi ci si approccia. Beh, sicuramente bisogna anche, secondo me, cambiare atteggiamento verso l'impresa di costruzioni eccetera, perché da una parte si vuole andare a cercare quello che costa meno, dall'altra no, poi ci si lamenta magari per essere inciampati in qualche azienda furbetta però io vorrei spezzare anche una lancia a favore delle imprese di costruzione perché chi ha firmato magari un contratto o ha preso un impegno in primavera di quest'anno o appena, certamente non poteva conoscere l'evoluzione di questi rincari e della mancanza di materiali, per cui oggettivamente ricadiamo quasi, adesso non voglio entrare nel campo dell'avvocato che conosce meglio, ma è una causa di forza maggiore, cioè l'impresa diligente non può fallire per portare a termine un lavoro che aveva progettato, pianificato a causa di speculazioni che sono intervenute senza preavviso in maniera inaspettata. Capisco che il beneficiario lo reclama, però cosa può fare un'impresa diligente? Qui secondo me occorre, un qualcosa è già avvenuto, creare dei ristori dove, da parte dello Stato, dove
realisticamente alcune voci sono esplose di prezzo, però questo riguarda il solo comparto pubblico, certo, dove c'è un contratto pubblico. Nel privato è un po' difficile. Forse il buon senso, ma dopo quando ci sono in mezzo i soldi è difficile trovare anche il buon senso. Insomma, dicevamo materia da avvocato, Puschiasis. Purtroppo se guardiamo il caso patologico, noi ci troviamo con diversi reclami ai nostri sportelli dove il consumatore lamenta il fatto che sia stato fatto sottoscrivere il contratto, sia stato quindi fatto il preventivo, il progetto, ma poi i lavori non siano mai partiti. E questo per contratti ancora sottoscritti lo scorso anno, novembre, ottobre, novembre, dicembre. Quindi sono situazioni nelle quali ovviamente è necessario prendere una decisione, perché abbiamo diverse imprese che si sono trovate travolte dal 110. Si sono buttate in questo mercato un po' impreparate, un po' senza manodopera, ma questo è un tema anche diffuso. Che abbiamo visto prima. Ora con la carenza di materiali, e quindi sì, c'è la forza maggiore, ma fino a un certo punto, nel senso che poi il risparmiatore, il consumatore o si trova con dei lavori iniziati ma non finiti e quindi non potrà beneficiare del 110 perché non raggiunge quegli obiettivi, oppure si trova solo con dei lavori progettati nella carta e senza null'altro. Quindi gioco forza, per poter godere del beneficio deve cambiare soggetto, deve cambiare impresa. La carenza di materie prime comporta anche questo purtroppo, ed è un altro dei freni a questa ripartenza, come stavamo dicendo anche prima. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare di questo e di altro con i nostri ospiti. A tra poco. Ultima parte di Economai FVG, abbiamo trattato sicuramente il tema delle materie prime, però ci siamo concentrati anche in precedenza sull'occupazione con segnali positivi. Ad Alessandro Russo di IRES chiedo qual è anche un po' la situazione delle partite IVA, che hanno sicuramente molto sofferto durante la pandemia. Adesso c'è qualche segnale positivo anche su quel fronte? Sì, anche qui abbiamo i dati del primo semestre e abbiamo una crescita molto importante per la nostra regione, più 60% rispetto al più 30% nazionale. Anche qui è chiaro che si tratta di un dato anche fisiologico di crescita e di confronto con un periodo dove appunto tutte le attività, anche le nuove attività di lavoro autonomo e imprenditoriali erano ferme, però diciamo che stiamo tornando sostanzialmente ai livelli del 2019 come nuove aperture di partite IVA, tranne, questo in tutti i territori, tranne la ex provincia di Gorizia, dove c'è stato un incremento ancora più forte, il più alto a livello nazionale tra le province, sono quasi quadruplicate rispetto all'anno precedente e molto più alto anche del 2019. Qui non abbiamo i dati ancora, li avremo a fine anno sui settori, però è molto probabile che uno dei settori che abbia contribuito a questa crescita molto forte in provincia di Gorizia, ma insomma anche un po' nel resto della regione, è proprio quello delle costruzioni, dell'edilizia. Qui mi riallaccio un po' a quello che è stato detto anche in merito ai bonus e agli incentivi molto generosi che sono stati messi in campo in questi ultimi, ormai si parla di anni. E quindi questo è un dato da tenere presente, tenendo anche poi, bisogna ricordare che, insomma, come dicevo prima, la propensione all'imprenditorialità anche nella nostra regione sta un po' scemando in questi ultimi anni, anche per una questione proprio di ricambio generazionale, mentre appunto in passato e soprattutto i passaggi dal lavoro dipendente a quello autonomo erano molto più frequenti. E altro elemento per chiudere un po' con il mercato del lavoro è quello relativo alle interruzioni, alle cessazioni dei rapporti di lavoro, tornando quindi al lavoro dipendente, e qui in particolare si nota in questi primi 6 mesi dell'anno una crescita delle dimissioni volontarie dei lavoratori molto consistente, e probabilmente deriva dal fatto che si sono aperte con questa ripresa economica dell'economia anche opportunità per i lavoratori che hanno la possibilità di cambiare e trovare una migliore occupazione. Questo almeno può spiegare in parte la crescita che vedete anche nella tabella, un 40% in più, quindi anche in numeri assoluti molto elevata. Dall'altro canto abbiamo un numero di interruzioni dei contratti per scadenza che è diminuito molto, perché appunto sono stati attivati anche pochi contratti a termine lo scorso anno. E poi sottolineerei anche la crescita dei licenziamenti per motivi disciplinari,
che in numeri assoluti è meno consistente, però potrebbe essere, anche qui siamo un po' nel campo delle ipotesi, non avendo dati più precisi, ma un modo anche per aggirare forse il blocco dei licenziamenti che appunto era ancora in vigore nel primo semestre ancora di quest'anno, a cui si riferiscono i dati. Mentre per concludere i licenziamenti di natura economica, quindi quelli dove invece vige il blocco, sono quelli che hanno ancora un numero più basso, un calo insomma, rispetto al passato, perché appunto ci sono queste restrizioni e probabilmente insomma, nonostante i timori, come si diceva prima, del passato, dell'anno scorso, l'impatto insomma, si spera che sarà meno drammatico anche sui licenziamenti, quando ci sarà lo sblocco totale, anche sui licenziamenti, quando lo vedremo tra qualche mese, quando avremo i dati più completi. Sul fronte delle assunzioni, quali sono le figure che sono state più gettonate? Ma come dicevo prima, ci sono nell'ambito dell'industria, che è uno dei comparti che è andato bene, ci sono alcuni settori e alcune figure particolarmente specializzate, in parte sono state nominate anche prima, che sicuramente e strutturalmente la nostra economia ricerca. E poi se guardiamo i grandi numeri, anche per esempio in settori in recupero come il terziario, i servizi, in particolare quelli legati alla ristorazione e al turismo, anche qui, visto che poi sono assunzioni che vengono ripetute spesso nel tempo perché sono a termine, tutta una serie di figure legate appunto, non so, cuochi o addetti alla ristorazione o anche figure legate appunto a questi settori sono quelle più, insomma, come numeri assoluti più ricercate, ma questo ogni anno, soprattutto nelle aree turistiche, quindi pensiamo alla provincia e al comune di Trieste, oppure insomma tutta l'area dove c'è il turismo non tanto montano, ma soprattutto quello del mare, dell'estate, insomma. Lignano, Grado, eccetera. Certo, grazie. Battistuta, secondo lei sarà un momento questo temporaneo? C'è una speculazione in atto? Qual è lo scenario che prevede per i prossimi mesi? Ma allora, diciamo che questa, tra virgolette, speculazione di aumento di prezzi non sarà sicuramente qualcosa che durerà qualche mese. Io penso che nel prossimo futuro, nel prossimo anno, sicuramente ci saranno ancora variazioni di prezzi in qualche modo. Quindi sicuramente sarà da capire come riuscire anche a gestire tutte le attività che comunque avranno dei costi che comunque saranno superiori per la gestione della propria azienda. E oltre a questo chiaramente c'è un altro punto importante che da anni c'è il grande problema anche di trovare delle persone, dei collaboratori che nel comparto artigiano sono comunque, ogni collaboratore è importantissimo perché il lavoro artigiano è un lavoro fatto a mano e quindi ogni persona è importante, c'è l'esigenza di trovare delle persone che sappiano, che abbiano le competenze per portare avanti il mestiere. Stessa cosa, trovare anche, c'è molta fatica a trovare dei giovani da poter inserire in queste professioni e insegnargli l'arte dell'artigianato. Ecco, sicuramente tra la carenza di materie prime dovevo mettere anche la materia prima persona, come diceva Battistuta, il personale, quegli uomini, le donne che tutti i giorni insomma, lavorano, fanno e che hanno delle specializzazioni. Io chiedo anche a Martin una visione, uno scenario insomma, futuro, secondo lei, insomma, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Beh, in linea generale io così, ho diviso l'evoluzione dei rincari, no? Che hanno creato questa situazione in due gruppi con due dinamiche diverse. Allora abbiamo parlato, penso abbondantemente, di quei rincari dovuti a eccesso di domanda che hanno generato questa difficile situazione per le imprese coinvolte in tutto questo business, no? E questo dipende dall'eccesso di domanda. Poi però c'è un'altra tipologia, un'altra dinamica che riguarda i rincari dovuti all'energia, in particolare mi riferisco a quelle aziende che vengono chiamate energivore, che queste, anche se la domanda non dovesse aumentare, se rimaniamo con una domanda inalterata, subiranno comunque dei rincari. Parlo per fare degli esempi, le grosse industrie dell'acciaio o del cemento, settore in cui lavoro. Il cemento, che comunque è una commodity molto importante perché è quella
diciamo che è un materiale di base che, come sappiamo, serve per i calcestruzzi, serve per i prefabbricati, per i manufatti, e quindi siamo circondati noi da costruzioni, marciapiedi, strade, ospedali, caratterizzati da strutture in calcestruzzo armato e quindi con cemento. Beh, il cemento, ad esempio, avrà il settore del cemento avrà un'evoluzione di questo tipo, dovrà, lo sta già pagando, ma dovrà far fronte ai costi dell'energia elettrica, del gas. Adesso il gas è andato a, leggevo, 500%, no, rispetto all'anno scorso. Adesso, buona notizia, una leggera flessione, ma non cambia molto. In più ci sono i diritti sulle emissioni di CO2. Ecco, questi tre fattori e voci di costo influiranno con un più 40% nei costi di produzione. Solo questi tre fattori, che poi saranno quelli determinanti. E questi sono ormai iscritti, indipendentemente se la domanda cresce o cala di un po' o sarà... Sono praticamente quelli che chiamiamo dei costi variabili. Pesano molto di più, dice lei, questi qua che sappiamo che saranno strutturali, piuttosto che il flusso delle materie prime che più o meno andrà su e giù. E ancora non sono arrivati sul mercato. E quindi tutti i prodotti derivanti da queste, e servizi derivanti da queste aziende energivore sicuramente caratterizzeranno un andamento dei prezzi al rialzo a partire dai prossimi mesi e che poi penso non può tornare indietro, perché sono rincari strutturali e duraturi. Certo, insomma, con queste premesse più schiasi, se siamo in chiusura, è chiaro che i consumatori devono aspettarsi altri aumenti e, come abbiamo detto, probabilmente anche maggiori, perché se queste sono le premesse è chiaro che poi il costo finale ricadrà sul consumatore. Purtroppo dall'inizio dell'anno abbiamo visto lievitare i prezzi un po' in tutti i settori. Il prossimo anno sicuramente non sarà da meno, perché ci troviamo in una situazione di transizione ecologica, ma transizione anche economica. Siamo partiti da una fase di depressione con i vari lockdown, poi a una ripresa economica improvvisa che ovviamente sta richiedendo un grande sforzo sia alle imprese che alla forza lavoro. Quindi di certo ci sarà un periodo complesso, un periodo nel quale il consumatore dovrà sempre di più abituarsi a districarsi sia tra i bonus che tra gli scaffali, intesi come offerte economiche che vengono fatte nei più disparati settori. Quindi quando ci approcciamo all'acquisto di un prodotto, di un servizio, insomma, stiamo sempre molto attenti, utilizziamo sempre la regola della comparazione, quindi guardiamo da chi acquistiamo, scegliamo attentamente il nostro venditore ma anche il produttore del prodotto o servizio, cerchiamo di premiare i produttori e i venditori responsabili, quindi che prestano attenzione al metodo di produzione, all'ambiente, al personale, e cerchiamo di trovare quello che è il prodotto con un miglior rapporto qualità-prezzo. Poi appunto dall'altro lato abbiamo visto anche quest'anno un fiorire di bonus, non solo il 110 che si auspica che diventi una misura strutturale nel tempo, così da riuscire ad essere in qualche modo assimilata nel sistema anche dalle imprese e dai cittadini per poter programmare degli interventi, ma bonus anche di minore rilevanza ma più diffusi, come il bonus TV, il bonus vacanze, il bonus terme, che è uno degli ultimi, i bonus per le auto, per rinnovare il parco auto di casa, sia per le auto usate che per le auto nuove, il bonus idrico e il bonus per l'acqua potabile. Anche questi sono dei bonus che mirano sempre ad incentivare un'economia circolare, non di evitare di produrre rifiuti e di cercare di essere ancora più virtuosi nella vita di tutti i giorni. Quindi il mio auspicio è che tutto ciò serva sia da abitudine per noi, per un consumo responsabile, ma sia accompagnato appunto da delle misure nazionali
europee nonché internazionali per andare a rivoluzionare il sistema della produzione e in questo modo andare a contenere la crescita dei prezzi. Grazie a Barbara Puskiasis, grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi e ci hanno un po' aiutato a fare un viaggio all'interno di questi grandi rincari delle materie prime e capire anche quali saranno le ripercussioni poi sulle nostre tasche, nella nostra vita di tutti i giorni. Grazie a Francesco Smidero e Paolo Bassi in regia. Termina qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie anche a voi e buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.